Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Ho presentato al Governatore un documento molto dettagliato di quello che è stato il mio anno sociale, compresi anche quelli che sono i bilanci che riguardano l'amministrazione finanziaria, quindi c'è tutto. Quello che posso dire prima di cominciare il mio intervento è che è stato un anno sociale improntato al rapporto umano con tutti i soci, soprattutto questo è avvenuto nelle visite amministrative. Abbiamo lavorato bene, abbiamo finito le visite amministrative il 6 dicembre e abbiamo cominciato subito dopo a fare service, chiaramente su tutto il territorio siciliano. Il rapporto umano ha ripagato la nostra attività di servizio perché i soci hanno partecipato numerosi a tutte le attività distrettuali. Voglio ricordare, tanto per fare qualche nome, il Lions Day che ha avuto oltre 1000 presenze e il convegno sul tema di studio nazionale, che era la donazione del midollo osseo a Taormina, che anche là c'è stata una partecipazione molto importante. Per il resto credo che preferirei fare delle riflessioni su quella che è la nostra vita laionistica e il futuro anche della nostra associazione. Il punto di forza della nostra associazione è che ogni anno si cambia tutto in un continuo divenire e tutto si rinnova e ci si ricarica di entusiasmo e di nuove aspettative. Sono sempre stato convinto nell'ambito della membership che solo attraverso concrete attività di service si possono attirare nei nostri club uomini e donne di buona volontà, che abbiano come qualità indispensabile la disponibilità a spendersi nel servizio disinteressato. Ho sempre ritenuto che per poter favorire la membership è necessario avviare un processo di graduale coinvolgimento dei soci all'interno dei clubs, attraverso la ricerca e la individuazione di gruppi di soci che siano in grado di lavorare in squadra per trasmettere quei valori che ci contraddistinguono e per far nascere con l'esempio negli altri soci, quelli più distaccati, quel piacere di donare il proprio tempo e le proprie capacità nel servizio. Ma che fare? Innanzitutto dovremmo cominciare a pensare che nella nostra associazione ciò che ha valore non sono solo i ruoli e gli incarichi annuali, ma sono soprattutto le idee, i progetti, la voglia di metterci in gioco, come si suol dire, di metterci la faccia. Inoltre è necessario motivare, incoraggiare ed aiutare coloro che propongono tali progetti e in tal senso i presidenti dovrebbero essere preparati. L'esaltazione del service, la ricerca della leadership, la crescita associativa devono partire dal club, in un processo che valorizzi la capacità individuale dei nostri soci ed avviare la loro attitudine al servizio. Il socio deve avvertire la chiara sensazione di essere parte attiva di un progetto umanitario nel quale viene coinvolto per mettere in campo la sua disponibilità e le sue competenze personali per sentirsi a sua volta leader. È necessario che ognuno si senta responsabile degli obiettivi, sensibilità che non tutti i soci mostrano e che invece è proprio l'elemento che fa la differenza per raggiungere sia livelli significativi nella realizzazione dei progetti di servizio, quanto nella crescita associativa. E quando si parla di crescita associativa non si intende solo inserire nuovi soci, ma rafforzare e curare i soci che ci sono già nei nostri club e che statisticamente, dopo i primi 3 anni, se non coinvolti e resi protagonisti, abbandonano l'associazione. Grande importanza per i club assume l'apertura verso la comunità. I nostri club non sono circoli chiusi, nei quali nessuno può avvicinarsi, circondato da uno strano alone di esclusività. L'esclusività è data dalla nostra capacità di fare cose utili. Questa è la base della nostra esclusività, avere la capacità di coinvolgere persone come noi con i quali condividere i nostri obiettivi. Se continueremo a fare conferenze chiusi nelle sale degli alberghi, senza aprirci alla cittadinanza e nei luoghi pubblici, non ci renderemo credibili e le nuove generazioni non si avvicineranno mai. A tal proposito, e riferendomi ai nostri Leo, è necessario che Club Padrino e Club Leo lavorino insieme
che ci si conosca e ci si apprezzi affinché il passaggio nei Lions divenga una cosa naturale e desiderata. Ed è proprio questo passaggio che dobbiamo puntare l'attenzione, individuando soluzioni per agevolare il passaggio dei Leo nei club padrini. La formazione è un fattore essenziale per la crescita di Lions Club International. We serve vuol dire noi serviamo, ma la qualità del nostro service dipende dalla qualità dei nostri soci, dalla formazione che ricevono costantemente. Lions Club International è già l'organizzazione di servizio volontario umanitario più grande al mondo, ma per continuare ad esserlo, soprattutto oggi, i Lions devono essere motivati e preparati ed essere in possesso di competenze, esperienze e capacità. Desidero esprimere a questo punto alcune riflessioni sul futuro dell'associazione e sullo sviluppo delle nostre attività di servizio alla luce di ciò che è necessario fare per adattarci alle mutate condizioni della nostra società e dell'attuale contesto storico. La nostra storia è densa di importanti successi, grazie ai quali, anche utilizzando rilevanti raccolte di fondi, abbiamo permesso a molte persone di ritrovare una condizione di vita più dignitosa. Dobbiamo tuttavia prendere atto che i nostri soci hanno sempre meno mezzi a disposizione, che la crisi prima e il Covid ora hanno ridotto i contributi che ci arrivavano dall'esterno, mi riferisco ad esempio agli sponsor o anche alla sola gratuità delle sale, che le quote associative diminuiscono e pertanto il sistema tradizionale di raccolta fondi potrebbe non garantire gli stessi successi del passato e permettere ai clubs quell'autonomia di gestione serena di un tempo. E allora, guardando avanti, come possiamo continuare a raggiungere i nostri successi? Sforzandoci di cercare nuovi approcci, di sviluppare processi comunicativi rinnovati, di coinvolgere sempre più i non-Lions nei nostri progetti e smettendola di offrire il nostro contributo alle iniziative di altre organizzazioni che, per quanto nobili siano, non ci possono dare quel ritorno d'immagine e quella visibilità che sono necessari per farci aiutare dagli altri, perché noi abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri, ma per ottenerlo dobbiamo dare la giusta rilevanza alle cose che facciamo, essere credibili, perché sono la nostra immagine e devono essere uno stimolo per far nascere negli altri quella scintilla che accende il desiderio di essere Lion. Ma un fatto importante che ci deve fare riflettere è che solo il 20% dei soci Lions ha meno di 50 anni. E come possiamo sperare che un'associazione con un'età media così alta possa interfacciarsi con la società civile di oggi in forte evoluzione tecnologica, ma altrettanto fortemente in crisi? È fondamentale quindi prendere coscienza di quale sia il futuro verso il quale il lionismo deve puntare e capire veramente se il mondo giovanile trova nei Lions e nei loro atteggiamenti quel punto di riferimento che l'associazione aspira ad avere. Uno dei principali obiettivi da porsi è quindi individuare percorsi diversi e dare un adeguato spazio allo spirito di solidarietà dei giovani. Dobbiamo cambiare modo di fare service. Dobbiamo incominciare a ragionare per progetti, dandoci degli obiettivi, con il coraggio di cambiare, di uscire, di andare nelle scuole, ove possibile e nei modi consentiti dall'attuale pandemia e portare i nostri messaggi ai giovani. Dobbiamo valorizzare i nostri Leo, tenerceli vicini, convinti che i Leo possono dare, con il loro modo di agire e con la loro concretezza, un prezioso contributo al futuro dell'associazione e che dal confronto delle idee dei Leo e quelli dei Lions, anche se con diversi approcci comportamentali, ma uniti da un unico ideale, scaturiscono importanti successi. Spesso il patrimonio Leo, lo accennava poc'anzi Gianfranco Menta, è poco utilizzato perché è considerato il braccio operativo, per non dire la manovalanza, del Club Lions padrino. Invece l'inserimento dei giovani può rilevarsi un importante arricchimento di cui l'associazione ha assoluto bisogno. Dobbiamo sforzarci di amalgamare le età e bisogna fare costantemente attenzione ad armonizzare la squadra, guardandola da una prospettiva nella quale si esalti maggiormente lo spirito di servizio e soprattutto si faccia ben comprendere il fatto che siamo noi
ad essere a disposizione degli altri e non viceversa. Una prospettiva che chiarisca subito, soprattutto ai nuovi soci, che non saranno dati spazi a personalismi, all'autoreferenzialità e all'autocelebrazione. Rispettiamoci, anche fra di noi, cerchiamo di essere più uniti, ricordando sempre gli 8 principi del codice dell'etica, anche quando non condividiamo un'idea o la posizione di un altro. È una ricchezza la diversità, ce lo dice sempre il nostro governatore. La nostra esperienza, l'esperienza di tutti noi past governatori, dobbiamo metterla a disposizione degli altri, senza scavalcare alcun ruolo ovviamente, ma raccomandando sempre, quando ne abbiamo l'occasione, di coinvolgere tutti i soci. Ogni socio deve avere un ruolo, un compito, una responsabilità. Ogni socio si deve sentire importante, ben accolto. Bisogna dargli spazio, ascoltare, indirizzarlo ed aiutarlo se ha bisogno di noi in un clima di famiglia. Non esistono carichi, diceva il past governatore Cesare Fulci, ma incarichi da onorare. E gli incarichi non sono altro che ruoli di lavoro che ci vengono affidati per servire gli altri. E allora, se diciamo di rispettare i valori, dobbiamo dare esempi positivi e tutto ciò ci consentirà nel tempo di avvicinare i migliori fra uomini e donne alla nostra associazione. Prima di concludere il mio intervento, consentitemi un'ultima considerazione che riguarda gli incarichi avuti dal socio prima di essere eletto presidente. Infatti soltanto il 15% dei presidenti, prima di essere eletto, hanno rivestito la carica di segretario e appena l'11% quella di tesoriere. Questi incarichi sono importanti e propedeutici per comprendere come funziona la struttura laionistica, non solo all'interno delle circoscrizioni e delle zone, ma soprattutto nel distretto. E ancora, in relazione agli incarichi ricoperti dal socio prima di essere stato eletto, mi chiedo: il consiglio direttivo del club valuta attentamente il curriculum dell'aspirante presidente? Il presidente del comitato soci è consapevole della responsabilità che il regolamento tipo di club gli attribuisce? Ritengo quindi che la candidatura a presidente e quindi anche quella a secondo vicepresidente deve essere subordinata ad avere già svolto la funzione di segretario o di tesoriere ed avere seguito un corso di formazione per la leadership. Scusate. Il consiglio direttivo del club deve verificare e ratificare questi passaggi. I vicepresidenti di club devono essere concretamente coinvolti dai presidenti e a collaborare. Scusate, mi tiene un attimo. Il coinvolgimento alle attività laionistiche dei vicepresidenti deve essere monitorato dal Consiglio direttivo. I presidenti di circoscrizione e di zona dovrebbero coinvolgere e partecipare attivamente a tutti gli incontri programmati nell'anno sociale. Alla non partecipazione ripetuta nel tempo bisognerà dare grande rilevanza e capirne le motivazioni. Ritengo, e l'ho detto tante volte, che una delle cause più gravi della perdita dei soci sta nella mancanza di preparazione e nell'improvvisazione del presidente di club. Cerchiamo di porci rimedio, cerchiamo di capire che chi occupa un ruolo di questo tipo deve essere adeguatamente preparato e formato. Grazie a tutti.